Negli anni 60 Pierino Tizzoni, imprenditore edile milanese, scoprì lungo il litorale gallurese un tratto di costa inesplorata, di vertiginosa bellezza, totalmente isolata, selvaggia ed incontaminata, che da sempre aveva conosciuto soltanto l'alternarsi delle stagioni e il fischiare del vento. Era un paradiso, un museo naturale a cielo aperto, scelto dalla terra per convogliarvi quanto di più bello si potesse immaginare, nella convinzione che nessuno sarebbe arrivato a comprometterne l'esistenza, poiché non avrebbe potuto suscitare alcun interesse negli uomini. Sul suo terreno sassoso cresceva il corbezzolo, il mirto, il cisto e a volte il fico, i cui frutti, bruciati dalla salsedine, non giungevano a maturazione.